I got a man with 2 left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with 2 left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Sono felice di continuare questa rassegna di bellezza e di presentarvi, cari amici e cari amiche di Miss Topolini, l'aspirante Miss numero 67. 67, nome, cognome ed età anagrafica. Elisa Guglielmo, 17 anni. 17 anni, bene, segno zodiacale. Gemelli. Gemelli, che tipo sei? Che tipo è il gemelli di solito? Che tipo sei tu? Un po' testarda, Determinata, romantica, dolce? dolce, soprattutto con chi voglio. E con chi non vuoi come sei? Cattiva, determinata, furiosa, pericolosa? Pericolosa. Pericolosa, quindi occhio, occhio, va bene. Senti, insomma, cosa fai di bello nella vita? Studi, immagino? Sì, studio e E basta, l'ha detto proprio dire basta. Come è andata a scuola, si può dire? andiamo argomento. Cambiamo argomento. Cosa vuoi fare nel tuo futuro? Cosa vedi nel tuo futuro? Mi piacerebbe diventare una dottoressa e non perdere gli amici che ho perché sono molto importanti per me e li ringrazio di avermi sostenuto oggi e di avermi trascinata fino a qua. Bene, belle parole, io le guardo sempre con grande ammirazione queste ragazze di oggi perché sono davvero ragazze, credetemi, spettacolari e molto intelligenti. Bene, hai detto un gran valore quello dell'amicizia, sono convinto che Miss Topolini ti regalerà tante amicizie, tante altre ragazze, nuove amicizie. Sicuramente sì. Bene, allora adesso una domandina, ti posso, visto che sei in grande forma, sei una tipa golosa? Un po'. Cosa ti piace? Cosa non deve mancare a tavola? Una pizza, un gelato, una pasta con i fagioli, un abbacchio con le patate? A pranzo la pasta e la pizza. Margherita. Sì. Praticamente stai dicendo quello che dico io, va bene, dai, è emozionata, ne sono convinto che la telecamera purtroppo è un oggetto invadente, ma adesso devi prendere forza, guardarla dritta e dire quello che vuoi. Grazie a mamma, papà, Laura e Andrea per avermi portato fino a qua e vi voglio tanto bene. Oh, sembrava una canzone, va bene, in bocca al lupo. Crepi. No, he never cleans up, does he brush up? Never brushed up